alle porte del Delta del Po è di interesse di tutta la cittadinanza di Papozze, ma non solo. Riguarda i paesi limitrofi, riguarda Adria con Bellombra in prima linea, riguarda tutta la zona del Parco del Delta. Questa serata è stata organizzata da un piccolo gruppo di cittadini. Abbiamo costituito un comitato spontaneo. C'è il fatto che bisognerà smaltire perché il biometano viene dal biogas, il biogas contiene un 60% di biometano che deve essere raffinato, serve altra energia per raffinarlo. Alla fine o si brucia sul posto e quindi si produce energia sul posto, oppure si trasporta e quindi c'è anche un altro costo sui trasporti, altro traffico che si veicola lungo le strade del paese. In più c'è il materiale di risulta, no? Il digestato, che fino a qualche anno fa veniva comparato con il compost da letame. Attualmente per legge non è più così, bisogna aggiungere del letame, appunto del materiale organico, farlo maturare e poi eventualmente spargerlo. Tutte queste operazioni producono odori, inquinanti anche dalle polveri, da una parte di polveri sottili ad altro tipo di inquinanti che possono creare anche problemi tipo in alcune realtà si sono verificati dei casi di avvelenamento da botulino. A tutti e grazie al Michel dell'invito, il nuovo presidente del comitato che è nato a Papozze, e a tutti i suoi componenti. Un ringraziamento va anche al vecchio comitato, perché da anni ha sempre fatto e sempre credo farà gli interessi della comunità di Papozze. Quindi benvenuti a voi, che sicuramente sarete una forza in più per un no ancora più deciso che dobbiamo dare al biometano. Questo è il volere del Consiglio Comunale, ma questo è il volere della cittadinanza di Papozze.